Innanzitutto dando il benvenuto e ringraziando il nostro relatore, che è Carlo Meneghetti. Carlo Meneghetti è un docente di teologia della comunicazione presso l'USP di Venezia, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Oltre ad essere docente di teologia, nel suo bagaglio culturale, nel suo percorso formativo e nel suo curriculum è stato docente nelle scuole di primo e di secondo grado e soprattutto nel territorio vicentino. Ha collaborato molto con la diocesi di Vicenza, presso le associazioni Noi, è formatore soprattutto anche rivolto ai ragazzi, ma in particolar modo ai docenti. Quindi è una persona che, diciamo, ha le mani in pasta, sa un po' lavorare con gli adulti, insomma, diciamo così, no? Si cerca di lavorare con gli adulti. Quello che sto in piedi in modo tale che riusciate a vederci, staremo in piedi perché siete tantissimi e questa invitante. Quello che abbiamo chiesto a Carlo è quello di aiutarci a comprendere e capire come comunicare, come riuscire a relazionarci meglio rispetto nei confronti dei nostri ragazzi e dei nostri giovani che vivono costantemente attraverso le comunicazioni in rete, in internet, nei nostri social. I nostri ragazzi, ma anche noi come adulti, siamo immersi in questo territorio, in questo mondo, e quindi ci siamo chiesti come si fa a instaurare una relazione che possa essere significativa attraverso la rete oppure nonostante la rete. Quindi quali relazioni riusciamo ad avere noi con i nostri giovani o tra adulti. Se ricordiamo anche la relazione di ieri di Johnny Dotti, in cui ci parlava proprio di comunicazione, di relazione, un passaggio che mi è rimasto impresso e ci è rimasto impresso è stato quello che noi capi siamo delle persone singole che però viviamo all'interno di una comunità, ma quella comunità non ha il senso di esistere se non c'è il singolo, e questo singolo si relaziona. Ecco che come si relaziona in un contesto sociale in cui siamo immersi, sommersi dai media e dalla tecnologia. Questo abbiamo chiesto a Carlo, che ci aiuterà a confrontarci e a condividere questo pensiero. Bene, ciao a tutti, grazie dell'invito intanto, e così come prima slide ho messo questo, si vede poco. E c'è un tipo vestito da mago che con la scritta "convertire i file lo stai facendo nel modo sbagliato". Okay? Allora, ieri Johnny parlava anche di come le parole della religione stanno entrando anche nel mondo dei media. Pensate a convertire, io converto un file da un formato all'altro, salvare un file, io lo salvo, giustificare un file, lo giustifico, e entrate proprio nel nostro modo comune di condividere. C'è qualche don qua in mezzo, qualche sacerdote? Ecco, la scomunica magari, non subito. Grazie. Allora, iniziamo con un sondaggio per alzata di mano. Quanti di voi usano il cellulare sulle mani? Quanti di voi hanno un social network sulle mani? Benissimo. Ok, allora possiamo prendere anche cose tutti e condividere il momento. Dopo vedremo quali o altro e giocheremo anche un po', perché allora ho pensato, siccome siete tutti riposati, allora facciamo poca teoria, facciamo più pratica. Le proposte che condividerò ho pensato possono andare bene anche per qualche incontro vostro di gruppo poi con i vostri educandi, perché avete qui parlare 2 ore di social network, ma le gonadi potrebbero girare più a voi che a me. Allora ho detto cerchiamo qualcosa di interattivo anche magari nella modalità. Intanto sapete che ieri noi eravamo qui, il Papa ha detto no, non vado a Jesolo, vado a Milano a fare un giro.
Su Facebook c'era scritto, preso dalla Chiesa Mediale, che è un testo uscito scritto da Alessandro Palermo di recente. Dunque se volete prendere nota, Alessandro Palermo, la Chiesa Mediale. Comunque dopo gli slide le giro tutte quante ai responsabili, che ve le possono girare, tanto di segreto non c'è niente. Cosa diceva il Papa ieri durante l'intervento? I nostri giovani sono esposti a uno zapping continuo, possono navigare su 2 o 3 schermi aperti contemporaneamente, possono interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Ci piace o no, è il mondo in cui sono inseriti ed è il nostro dovere come pastori aiutarli ad attraversare questo mondo. Il dovere anche per gli adulti. Mentre eravamo qua ieri in zona Vicentino c'è stato un incidente, è scoppiato una raffineria, qualcosa, allora Nube che si è levata, gruppo dei docenti della scuola superiore dove sono, ha iniziato a girare delle bufale, le classiche bufale in rete. Allora, intanto educhiamoci anche noi adulti a fare questo, dopo possiamo educare anche i più giovani, perché anche noi dobbiamo prendere consapevolezza di essere persone abitanti della rete di un modo responsabile. Domani mattina alla prima ora vedrò se qualcuno si attacca a botte perché ha risposto male l'altro sul gruppo WhatsApp. Dopodiché, sempre pensando a quanto ha condiviso Johnny, 3 atteggiamenti, 3 parti del corpo, 3 azioni, tornando anche all'azione del convegno ecclesiale di Firenze. I giovani possono pensare quello che sentono e fanno, sentire quello che pensano e fanno e fare quello che pensano e sentono. E noi abbiamo questo compito anche in virtù del Sinodo sui giovani del 2018, che io vi chiedo con tutto il cuore di essere partecipi e farlo insieme con loro, perché come chiacchieravo ieri sera con Jacopo, sarebbe bruttissimo che questo Sinodo fosse fatto da non giovani pensando poi ai giovani, e i giovani magari sono esclusi, sono tenuti fuori. Dunque, ottobre 2018 ci sarà questo importante evento. Vi prego con tutte le mie forze di partecipare attivamente e coinvolgere i più giovani possibili. E adesso andiamo proprio dentro la rete. Resto qui perché si vede male, così ve lo leggo. Tanto 2 notizie pallose all'inizio, poi andiamo via via scorrendo. Italiani popolo di internauti, questa è una recente statistica. Allora, popolazione siamo 60,6 milioni circa, utenti internet 37,7 milioni con una penetrazione del 62%, dunque qualcuno ha una connessione. Utenti social media 28 milioni con una penetrazione del 46%, quasi metà della popolazione è dentro, che dopo sia attiva o meno, quello è un altro discorso. Connessioni mobili 80,3 milioni, vuol dire che abbiamo più connessioni che persone. Utenti social media da mobile 24 milioni. Allora tutti quanti noi qua siamo attivi digitali, no? Non esiste più il nome nativi digitali, perché ormai siamo tutti attivi digitali. Chi di voi ha seguito anche i social sa che questo weekend sempre a Roma c'è stato il Festival della Creatività Pastorale, una figata di festival, peccato che loro non sono venuti a Jesolo, erano là a fare il loro festival. Però come si progetta la Chiesa, dicevano, fra 20 anni, come sarà la Chiesa fra 20 anni? Anche digitale, dunque l'investimento è anche ad abitare quei luoghi. Io vivo in un paesino del Vicentino, per chi conosce il Signore degli Anelli, tipo la terra di Mordor, no? Dunque tu apri la finestra e vedi solo nebbia. 850 abitanti, parrocchia piccolina, arrivano i pizzini col foglio della settimana. Quando tu parli di digitale in chiesa il prete sviene. Dunque c'è da lavorare anche lì. Gli italiani iperconnessi,
quanti e per quanto tempo. Allora, intanto 2 ore e 5 minuti al giorno. Gli italiani e internet, vediamo gli uomini 50%, donne 45%, forse però la parte che ci interessa di più è questa. L'età che va dai 18 ai 24, ma qui dentro c'è questa età, 67%, dai 25 ai 34, 66%, dai 35 ai 54 anni 56% e dai 55 anni a 74 anni 22%. Io credo che siano di più anche quelli che usano dai 55 ai 74 anni, perché capita di vedere a volte più loro attivi digitali che altro. E guardate questo dato, questo e quello dopo, secondo me sono molto molto significativi anche per andare a pensare, a rivalorizzare un percorso educativo, prima di tutto per noi, ma dopo anche per chi abita con noi il quotidiano. Non ci stacchiamo mai dallo smartphone. Quanto spesso usi lo smartphone mentre fai le seguenti cose? Incontrare amici al pub, 74%. Dunque io incontro il telefono al pub più che gli amici, se vado a vedere, no? 74% del tempo sono lì con il pezzo di plastica in mano. Guardare la TV, 69%. Dunque io guardo la TV, ma guardo anche lo smartphone e magari con l'altra TV gioco a FIFA 2017. Pranzo, cena al ristorante, 60%. Io fotografo i piatti, li condivido, ciao amore, guarda cosa sto mangiando di bello, e mi dimentico che la pizza poi diventa fredda. Riunioni di lavoro, 42%. Io mi metto a fare una riunione con i colleghi, dopo mi dimentico di quello che stavo dicendo perché stavo aggiornando il profilo Facebook. Passeggiare, 35%, causa di traumi anche per oggetti che magari spuntano casualmente in mezzo al marciapiede e io guardando il cellulare faccio fatica a guardare, appunto. E guidare, 20%, uso della guida, c'erano i cartelli, uso il cellulare della guida, 5 punti di patente. Adesso mi dicevano che hanno brevettato un nuovo autovelox che guarda tipo come l'occhio di Sauron, dunque a 2 km di distanza si riesce a vedere anche chi usa il cellulare e la pattuglia poi lo ferma e gli dice benvenuto tra noi. Allora, dipendenza smartphone lo guardiamo anche senza motivo. Gli italiani sono bravi in tante cose, anche in questo. Allora, controllo smartphone anche senza notifica, 68%. Allora, posso avere anche una bella cover, però quando è tutto nero, gli amici che ho vicino mi stanno talmente sulle scatole che preferisco guardare quella bella, oppure ci sarebbe anche qui da aprire nuovi orizzonti. Provate a fare anche una statistica con i vostri educandi. In Italia 68%, Spagna 63%, via via la Germania sono più rigorosi, 48%, loro guardano solo quando c'è motivo. Allora, in seminario lei ha fatto un po' di comunicazione, sì? Le giornate mondiali delle comunicazioni sociali, l'omelia lei la dedica anche a questo, giusto? Sì? Intanto sulle omelie portate pazienza, non c'è nessuno che dice la messa dopo, no? Allora, sapete l'omelia è come la minigonna, deve essere corta, aderente alla vita e lasciare intravedere il mistero. Dunque, se dopo è più lunga, ditelo alla... Allora, ogni anno il pontefice condivide un messaggio sulle comunicazioni sociali. Benedetto XVI nel 2013 ha scritto questo: reti sociali, porte di verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione. Dice, la rete è un mondo da abitare. Su questo vi consiglio anche un testo di Chiara Giaccardi, collega di Johnny della Cattolica di Milano, che ha scritto Abitare la rete, Vita e Pensiero, edizioni
e dentro vedete come ci siano bei mondi anche da condividere, fatti di interviste, di colloqui anche qui ragazzi. Dice questo Benedetto: lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno. Le persone sono coinvolte nel costruire relazioni e trovare amicizia, anche quell'amicizia che ieri diceva Johnny. Io ho quel tasto maledetto, no? Che da quando c'è scritto amici, l'amicizia è diventata solo amicizia su Facebook. L'amicizia reale nel fare con è altra cosa magari oggi, per molti, anche per noi adulti. E quando il nostro educando ci chiede, ci troviamo faccia a faccia con lui, magari oltre a domandargli cosa hai fatto a scuola, con chi hai giocato, con chi hai fatto le tue attività, gli chiediamo con chi hai navigato in internet, con chi hai abitato la rete oggi, con chi hai chattato. Quelli sono luoghi abitati anche e soprattutto dai più giovani, e loro questo lo fanno perché è dentro la loro anima anche. Ieri chiacchieravamo con Silvia e si diceva: noi siamo nati, io tanti capelli fa sapevo come si viveva anche senza il cellulare, perché a 19 anni mi trovavo con la compagnia in bar, eravamo lì, sapevamo che domenica pomeriggio alle 14:30 c'era l'appuntamento. Oggi se non ci scambiamo 8.000 messaggi per darci appuntamento al bar non funziona, non ci troviamo. Noi sappiamo come andare. Ecco, non parlo di voi perché voi siete abitanti della strada in senso buono, siete marciatori, riuscite a non perdervi. Io, se non avessi seguito il navigatore ieri, mi sarei trovato a Canicattì probabilmente per venire fino a qui. Dunque, dobbiamo cercare di fare quello sforzo per educare, ma anche per comprendere, prendere insieme, no? Come si diceva anche ieri, quanto loro fanno difficoltà a capirci quando gli diciamo: cosa stai facendo? Stai perdendo tempo su quel cellulare. Loro però lì hanno i loro mondi. I network diventano così sempre di più parte del tessuto stesso della società, in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni fondamentali. Le reti sociali sono dunque alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell'uomo. Rete come sinonimo, rete digitale come sinonimo di rete, no? Rete e relazione. E le mie reti? Io da educatore come vivo le relazioni digitali? Perché io sono bravissimo a dire al mio educando: guarda che come usi male i social network. Io da educatore che esempio dono? Se mi metto a offendere qualcuno su Facebook perché posto qualcosa di poco conveniente, come faccio per andare dal mio educando a dirgli usa bene la rete? Io da educatore come testimonio la parola? Testimoniare la parola in rete non vuol dire mettere contenuti religiosi. Io ho una cugina che ogni mattina mi manda la foto con scritto Gesù ti vuole bene, grazie, anch'io voglio bene a Gesù, ok? Però non è questo il messaggio che dobbiamo dare. Facciamo un po' un giochino. Quando guardo la generazione più giovane dispero del futuro della civiltà. Allora, questo è un detto che tutti quanti condividiamo magari dopo aver fatto un campo con i nostri ragazzi. A me capita anche quando faccio una vacanza con i miei coetanei. Sapete quando è stata detta? Oggi? Aristotele. Allora, la Silvia è vecchia, ma non era nata nemmeno lei in quel tempo, giusto? Aristotele. Poi i giovani di oggi non pensano che a loro stessi non hanno rispetto dei genitori. Beh, quotidiano, se andiamo a sentire quanto capita, ogni tanto i genitori di ragazzi quando vengono a fare le chiacchiere delle superiori sembra che casa loro sia una casa di scontri, sembra che nessuno capisca l'altro. E qui non siamo da Aristotele ma siamo da Pietro Monaco nel 1274. Cambia poco, siamo sempre qualche anno fa. Non era nata anche qui neanche da Silvia. Allora, gli strumenti, i mezzi cambiano, fanno cambiare le persone.
Questo è un volantino scusate, un'immagine che era raffigurata su un giornale del 1906 e c'era scritto: il telegrafo senza fili rovina i rapporti. Allora, se noi cancelliamo il telegrafo senza fili, mettiamo qui uno smartphone, lo smartphone rovina i rapporti. 1906, Silvia, no? Non c'era neanche la Silvia. Dunque, siamo qualche annetto fa. Facciamo un salto. Si vede poco, ma questo è un vagone di un treno, siamo nel 1950 qui, perfetto, 1950, la gente non parla più come una volta perché hanno tutti i giornali in mano. Se noi togliessimo il giornale e mettessimo un cellulare, non sarebbe forse la stessa cosa? Punto di domanda. Ecco, se vi aspettate risposte da me oggi, è meglio che andiamo tutti al mare a fare i castelli di sabbia, perché io cerco di darvi degli spunti perché dopo ognuno si metta a realizzare, creare, andare a cercare. Voi siete cercatori per natura, portate anche i vostri educandi a cercare questi mondi, perché se mi metto qui a dare definizioni e soluzioni, per me il nostro lavoro conta poco. Tutti quanti avete sentito parlare del mago di Oz, magari, no? Quando eravate piccoli, mi ricordo Italia 1, colonna sonora di Cristina D'Avena e via che si andava di Oz. Dorothy, c'è il dialogo bellissimo tra Dorothy e lo spaventapasseri. Dorothy dice: e come fai a parlare se non hai il cervello? Dice allo spaventapasseri Dorothy. E lo spaventapasseri dice: ah, non ne ho idea, ma c'è un mucchio di gente senza cervello che chiacchiera sempre. Quello che può capitare anche in rete, no? Allora, adesso andremo a vedere cosa succede con il fenomeno dell'analfabetismo funzionale. Che brutta roba è. Adesso vedremo, ma se pensiamo a quanto analfabetismo c'è anche poi per la religione. Buber, uno strafigo del tempo passato da riscoprire di sicuro, diceva: la nostra autentica missione in questo mondo in cui siamo stati posti non può essere in alcun caso quella di voltare le spalle alle cose e agli esseri che incontriamo e che attirano il nostro cuore. L'aver cura dell'altro è importante anche in rete. Aver cura è uguale a aver a cuore. Al contrario, proprio quello di entrare in contatto, il contatto con i nostri contatti che abbiamo sullo smartphone, che abbiamo in chat, che abbiamo nell'elenco del computer, attraverso la santificazione del legame che ci unisce a loro con ciò che in essi si manifesta come bellezza, sensazione di benessere, godimento. E questo dovrebbe essere uno sforzo da fare anche in rete, entrare in linetta azione con l'altro per crescere insieme, tenendo conto che siamo tutti esseri fallibili poi. Analfabeti funzionali. Allora, cos'è l'analfabetismo funzionale? È quel fenomeno dove io so leggere, so scrivere, ma non riesco a capire quello che leggo. Esempio, leggo, scrivo, non capisco, oppure leggo, non capisco, scrivo, rispondo. Quello che avviene esempio in Facebook, quando trovo una notizia la leggo, non capisco quello che c'è scritto come notizia, però commento lo stesso ugualmente. Quello si chiama analfabetismo funzionale. Per quanto riguarda la fede, la parola è la stessa cosa. Vi invito come compito per casa, ormai siete pieni di compiti per casa, di andare a vedere i 2 video proposti dal Convegno Ecclesiale di Firenze 2015. Andate su YouTube, TV2000, Firenze 2015, interviste ai fedeli e interviste ai passanti con delle domande tipo: dove è nato Gesù? Con delle domande tipo: quanti erano gli apostoli? Con delle domande tipo: come è morto? Quale era una parabola? E vedete la differenza che c'è tra passanti scelti a caso nella città di Firenze e fedeli che escono dalle chiese. Differenza pari 0. E le domande di fondo, prima Silvia diceva, no? Quando mi è arrivata l'email della Barbara, come instaurare una relazione significativa attraverso la rete o nonostante la rete? Punto di domanda. Io ho pensato di
gettare 4 sassolini, mettersi in gioco intanto, adesso li vediamo uno a uno, essere competenti, dare un senso, formarsi. Allora, il formarsi qua ci sta ovunque, pensate a quanto vi stressano, in senso buono, per la formazione. Imparare per tutta la vita oggi è un caposaldo proprio di tutti gli educatori. Mettersi in gioco. Allora, abitare la rete responsabilmente, imparare facendo e collaborando. Nessuno di noi nasce esperto di rete. Dobbiamo cercare anche di fare rete per imparare qualcosa, ci si mette in gruppo, si va a sentire qualcuno che magari ne sa forse più di noi, ma o anche no, e si cerca di mettersi in gioco, perché se io non conosco la rete faccio fatica poi a intercettare anche le varie problematiche che ci sono oggi. Come dice la mia dirigente, il ciberbullismo, il cyberbullismo oggi è un fenomeno da contrastare. Anche il Papa ieri, quando parlava a Milano davanti a quegli 80.000 cresimandi, ha menato duro sul discorso del cyberbullismo e del bullismo. La competenza. Allora, la competenza è data da abilità più conoscenza. Io qua vi ho messo 3 personaggi della mia infanzia che reputo competenti in quello che facevano. Intanto Oliver Hutton, era competente nel tirare i rigori e di fare gol nella porta di Benji. Chi più competente del nostro Super Saiyan Goku nel distruggere i cattivi di turno? Sapeva mettere insieme le abilità e le conoscenze. E poi Pegasus che riusciva a andare a indossare l'armatura d'oro con competenza, perché risolveva le varie problematiche. Ecco, io sono abbastanza nerd, portate pazienza, dunque questi qua sono slide anche di lezione delle università, dunque non vi preoccupate. Allora, conoscenze, cosa sono? No? Allora, chi di voi conosce Dragon Ball sulle mani? Ok? Una mano ha fatto così che proprio lanciava un'onda sferica, hai visto? Okay. Allora, avete presente quando c'è la fusione di Goku e Vegeta, per dire, no? Ecco, la competenza è quella fusione di Goku con Vegeta, perché diventano uno che mette insieme le peculiarità dell'altro, dunque si aiutano, si fanno reciproco aiuto, reciproca spalla. Qui non vi faccio il pippone di leggervi cos'è questo, ma quando vi arrivano le PDF ve le leggete con calma, tanto le trovate in rete senza problemi, altrimenti dopo arrivano le 3:30 e possiamo ancora più parlare di competenze. Il senso, ecco, in attesa dell'uscita del nuovo film, verso quale senso oriento la mia vita anche in rete? Inteso come direzione verso cui vado, mi serve anche per continuare il viaggio dentro me stesso. Quando io vado a fare formazione per poi formare gli altri, formo anche me stesso, su questo non c'è nessun dubbio. E verso quale senso oriento la mia comunicazione? Come comunico? Come metto in comune quanto so, quanto vivo, quanto credo? Esperienza formativa. Homer dice: ma non avevo terminato le scuole in prima elementare? No, perché oggi si impara per tutta la vita. L'importanza della formazione permanente a tutti i livelli. Dopo vedremo un documento particolare che ci insegna proprio questo. Eccolo qua. Allora, Jacques Delors, nell'Educazione un tesoro, è il rapporto all'UNESCO della Commissione Internazionale dell'Educazione per il XXI secolo, Armando Editore, 1997. Dà 4 punti che ritengo siano un nostro piccolo decalogo, proprio in piccolo dal punto di vista della relazione e dell'educazione con l'altro. Intanto, imparare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione. Questo è vero anche in rete. Io vado per imparare, per stare, per fare.
imparare a fare, cioè agire creativamente nel proprio ambiente. Dopo vedremo qualche pratica anche creativa per evangelizzare oggi, qui ed ora. Si parlava di Gaudium Spes ieri, quanto si parla di qui e ora in Gaudium Spes. Imparare a vivere insieme. La rete è un vivere insieme, un vivere con, e imparare ad essere. Io in rete sono quello che sono anche in realtà, e questo lo dobbiamo far capire a noi adulti ma anche ai nostri educandi. Tu dentro quella scatola sei quello che sei anche quando ci troviamo a mangiare la pizza o a condividere il gruppo. Ecco, una buona pratica educativa che Mario condivido, non so se conoscete Don Giovanni Berti, www.gioba.it, è un sacerdote della diocesi di Verona che adesso si trova a Moniga, Lago di Garda, e settimanalmente disegna delle vignette che hanno a che fare o con la parola o con fatti accaduti. Questa era la settimana scorsa sulla Samaritana, abbiamo parlato i Vangeli della Samaritana la settimana scorsa, no? Gesù dice dammi da bere, e visto che era quasi mezzogiorno, la Samaritana gli porta lo spritz, no? Allora dice il Don, con ironia passa anche quel messaggio. Se noi andiamo a vedere il Vangelo di oggi, ecco, chi è che ha sfogliato e ha visto il Vangelo di oggi? È lungo 47 pagine, dunque ha un incipit molto molto interessante, perché dice, faccio spoiler del Vangelo, Allora, in quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Quante volte noi non ci accorgiamo anche del nostro prossimo cieco che è in rete? Lui ci vede benissimo, però magari utilizza la rete, parlo magari anche dei nostri educandi, in modo non corretto. Noi ci accorgiamo di questo o ci passa tutto davanti, ma tanto la rete? Pensiamoci. Ma Dio c'è? Aspetta che controllo su Facebook. Ieri si parlava di fatica. Pensate a come la rete sia diventata un modo per togliere la fatica. Io devo fare una ricerca, se io do delle ricerche per casa devo stare attento, perché mi è arrivato il concilio, sapete il concilio di Calcedonia, uno studente mi ha portato il concilio di Calcedonia. Allora, dove l'hai trovato? In internet, va benissimo, spero che ci sia stata anche Tesenis o altro, non so insomma, no? Allora, in rete io faccio veloce quello che vado lì, cerco, a posto, le pubblicità di Monica Sport, che tu con 20 minuti di quell'attrezzo hai il fisico scolpito alla Ronaldo. Io ho provato anche mezz'ora ma non è cresciuto niente proprio, allora ho sbagliato l'attrezzo o la pubblicità. Per pensare, Gesù aiutami, quando noi andiamo anche a chiedere qualcosa a Gesù, poi ci dimentichiamo che c'è anche un uomo che ci chiede aiuto, e progettare qualche attività, magari anche collegando, a parte le vignette che abbiamo visto prima, che potrebbe essere anche un modo per il gruppo WhatsApp per condividere qualcosa anche di diverso. Non so se conoscete Catonerd, www.catonerd, andate lì e trovate i cattolici nerd che utilizzano, non è una bestemmia, mi raccomando, utilizzano i vari soggetti che trovate quotidianamente, anime, manga, però anche per evangelizzare e utilizzare la parola in modo diverso. Magari arriva di più al mio studente di seconda superiore rispetto al mio nonno, ok? Anche perché magari loro vivono con una certa idea la storia di Naruto, che se poi vista con l'impegno, con la maturazione e la crescita, è la storia del ciclo dell'eroe che poi va a essere ognuno di noi. Oppure pensate
a come utilizzare l'utilizzo che fa Twittomelia. Non so se vi avete mai sentito, un gruppo di 5-6 sacerdoti del Vicentino hanno realizzato proprio il sito Twittomelia, dove la domenica buttano dei piccoli tweet con degli spunti e dopo io posso andare, no, per me non è arrivato quello che dovevi dire, eccetera. Dunque può essere anche un modo per dialogare e utilizzare la rete in modo responsabile perché io do una risposta. Ovviamente anche il nostro Papa Francesco ha un profilo Twitter, però è ancora 1.0, perché pensate, se uno dovesse mettersi a rispondere ai 4.200.000 amici che ha tutta la curia del Vaticano sarebbe impegnata lì. Dunque, utilizzare i social dopo aver fatto ovviamente magari un po' di discernimento per condividere cosa? Percorsi con il mio gruppo scout della parrocchia vicina. Devo stare attento a non dire una brutta parola, come diceva lei, perché se dico AC mi arriva qualche zaino addosso. Allora, date pazienza, ma ho fatto formazione da loro tanto tempo fa. Percorsi, devo condividere dei percorsi che magari sono stati positivi. Momenti forti durante l'anno, adesso noi ci prepariamo per la Via Crucis animata dai giovani. Stiamo facendo un tantam via Twitter, via Facebook per invitare, partecipa anche tu alla Via Crucis, sì o no? Ok. Celebrazioni, allora non vuol dire, come ho visto fare durante la liturgia, uno sta lì e scrive su Facebook e condivide quello che dice Don Nopoli, si fa dopo magari, anche magari per condividere meglio, oppure se dovete catturare i Pokémon, non durante la messa, perché sapete che la chiesa è una palestra, però in quel momento magari siamo lì a fare altro. I commenti al Vangelo, anche qui appunto attraverso Twittomelia o altro, oppure altre attività che voi fate, uscite da condividere. Io ieri ho consumato la batteria per cercare di condividere ogni momento vissuto qua, infatti la Barbara credo che abbia cancellato il mio contatto da Twitter. Non solo Benedetto, dicevamo, tratta la comunicazione, pensate alla figura comunicativa di Papa Francesco oggi, che è un po' come il Cristo che passa, tocca, l'aneddoto di ieri, arriva, scende dall'aereo, saluta le autorità, poi un gruppo di giovani, di fedeli vanno a salutarlo, scuola parte, va dentro in macchina perché vuole andare già via. Il Papa Francesco si gira e va a dare le mani a questi. Dunque l'assistente è dovuto andare da scuola e di riguardo che Sua Santità sta salutando le persone. Allora l'attenzione che ha lui è un'attenzione però anche in rete, pensate alla rete che fa, non solo digitale ma anche rete di persone. I media possono aiutarci in questo. Comunicazione a servizio di un'autentica cultura dell'incontro, particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. Vi ricordate prima, 80 milioni di connessioni contro 60 milioni di persone. In particolare Internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. E questa è una cosa buona, è un dono di Dio. Vi invito tutti a leggere Inter Mirifica, documento conciliare 1963 sul decreto sulle comunicazioni sociali. La Chiesa nel 63 dice ci sono anche le comunicazioni sociali, utilizziamole. Esistono però aspetti problematici, ovviamente. La velocità dell'informazione. Io devo essere veloce, vince chi arriva prima. No. Supera la nostra capacità di riflessione e giudizio e non permette un'espressione di sé misurata e corretta. E adesso, allora, vi ho già fatto un pippone troppo lungo, facciamo un giochino. Ci dividiamo aspettate dividervi, pure che mi scappiate, ci dividiamo in gruppetti circa da 10 persone, ho fatto il conto, semmai se vediamo che ho materiale in più li smezziamo. Ogni gruppetto saranno dati 3 fogli con un dado. Allora, stile Giovanni Mucciaccia, voi prendete carta, tagliate, colla, vinilica, giusto? Vinilica, e pennarelli. Allora, 3 dadi, ok? Come la Trinità.
su un dado scrivete 6 parole che evocano il mondo scout, uno per faccia, ok? Una parola per faccia. Su un altro dado scrivete 6 parole che evocano la rete, su un altro dado scrivete 6 parole che vi fanno ricordare il Vangelo. Poi giocate a dadi, tirate il dado e realizzate una breve storia, perché alle 11 meno 20 dobbiamo aver finito anche la condivisione. Poi, visto che prima, quando ho chiesto chi ha un social network, ha alzato le mani anche le sedie, hashtag intreccio di passioni, cara Jessie ti scrivo, a Jessie Veneto, condividete quella storia. Ovviamente se fate per un tweet può essere una storia di 100 e tot caratteri, se andate a farla su Facebook potete sbizzarrirvi, oppure fate la foto della storia. Allora, riassumo perché non ho capito niente neanche io di quello che dovete fare. Allora, prendete ogni gruppetto, vi distribuite dove volete, attenzione all'uscita di emergenza. Allora, 3 fogli coi dadi, un dado scout, 6 azioni, parole, azioni scout, un dado Vangelo, 6 azioni, parole, Vangelo, un dado rete, 6 azioni, parole, rete. Ritagliate, giocate, create la vostra storiella, condividete, e che la forza sia con voi. Dopo, quando sentite suonare il campanello, Silvia userà il campanellino, ci ritroviamo qui e condivideremo la parte finale. Ecco, io spero solo di aver fatto una cosa, tanta confusione, perché con la confusione poi cresciamo insieme. Dunque adesso distribuiamo un po' il materiale. Ecco, vi do adesso quello che ho pensato come un piccolo pensierino, che è un segnalibro. Io l'avevo creato piccolo, il grafico. Allora ho detto cosa posso inventarmi. Allora io lo piegate così tenete meglio il foglio. Ok, allora davanti trovate scritto convegno comunità capi Jesolo, la Bibbia con uno smartphone e un paio di occhiali sopra la Bibbia per guardare magari meglio dentro, e dietro trovate parte del messaggio letto prima di Benedetto XVI, Giornata Mondiale Comunicazioni Sociali 2013. Ecco, tenetelo vicino, regalatelo, utilizzate anche per magari qualche pesca di beneficenza, ma perché è importante comprendere, cioè prendere assieme, che la rete fa parte del nostro quotidiano. Allora, distribuiamo in velocità il tutto e buon art attack. Vi ruberò ancora poco. Quando parlo di comunicazione mi piace molto pensare a questo tipetto qua che vedete sopra il pianeta, il Piccolo Principe. Pensate a una scena particolare, quella delle rose e del Piccolo Principe che si trova. Ricomincio. Facciamo torniamo dietro. Ok. Allora, avete presente il Piccolo Principe che cammina in giardino? Un giardino di rose. Le vede e dice: cavolo, voi siete belle rose, ma non siete come la mia rosa. La mia rosa che ho custodito sotto una campana di vetro. La mia rosa su cui ho schiacciato, spero non ci sono sul WWF, i bruchi, ma tranne alcuni per le farfalle. La mia rosa poi innaffiato. Ecco, la mia comunicazione la custodisco come la mia rosa. E qui c'è la storiella che voi conoscete, ma ve la salto, del cercatore, sempre il Piccolo Principe, che va nel deserto e trova il venditore di pillole per la sete e gli dice: guarda, con queste pillole risparmi tempo, un po' quello che capita in rete. E il Piccolo Principe dice: col tempo risparmiato io andrò verso il pozzo per cercare
appunto l'acqua. Allora, volevo concludere di un modo particolare, nel senso che ho deciso di scrivervi una lettera sulla comunicazione, perché anziché andiamo di slide, dunque una lettera 2.0. Ringrazio la Silvia perché mi assiste e adesso allora termino questa parte, dopo se abbiamo 2-3 minuti di tempo alla fine, se c'è qualche domanda facile alla mia portata vi prego, perché altrimenti ve la scriverò per messaggio o email. Allora, ho intitolato la lettera così: pensate appunto di essere lì davanti alla vostra scrivania e di ricevere una lettera. Alla fine di questo momento di condivisione volevo leggerti una lettera che racchiude qualche storia, forse la storia comunicativa che abbiamo vissuto, stiamo vivendo. Potrai scorgere attimi della tua vita, potrai sentirti interpellata, evocato, protagonista, interprete, sceneggiatore, autore, spettatore. Stai tranquilla, non ti chiederò assolutamente di prendere appunti e cercherò di non appesantirti con troppe parole. Mi impegno a darti qualche spazio e momento di riflessione, un po' a modo mio, con leggerezza, quella leggerezza tanto cara a Calvino, che la intendeva così. La leggerezza non è superficialità, ma il planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Un po' la leggerezza che dovremmo avere anche noi quando siamo sulla rete. Non è superficialità, ma viverla con il cuore leggero. Ho pensato di scriverti una lettera perché oggi tra email, chat, messaggi, vocali, emoticon, collegamenti video, stati sui social, caricamenti di foto, notifiche, aggiornamenti, ci dimentichiamo della vecchia e cara penna e della tanto preziosa carta. Infatti qui l'ho stampata con la stampante. Ora prova a pensare di trovarti tra le mani una missiva. Scegli tu la filigrana della carta. Scegli tu il colore, scegli tu se è scritta in stampatello, corsivo, magari il testo ha qualche correzione, magari ti ricorda le vecchie corrispondenze di un tempo passato, forse quella che inviavi a Babbo Natale, o quella che potresti aver scritto al tuo spasimante o alla tua spasimante. Per non annoiarti troppo, ho pensato di rendere questa lettera cartacea interattiva. Durante la narrazione, infatti, vedrai qualche immagine, sentirai qualche canzone, assaporerai qualche videoclip. Prendi quanto ti può servire e fanno un tuo piccolo allegato da condividere e donare a chi vuoi. Ripeto, il tutto con leggerezza e dall'alto di questa leggerezza partiamo. Immagina di trovarti a volare sopra la terra, ma non quella che conosci, sopra una terra desolata, senza flora, senza fauna, senza l'uomo. Proprio così inizia un famosissimo testo biblico, il primo libro della Bibbia, Genesi. Di certo ti sarà capitato di averlo letto o di averne ascoltato la grande poesia sottesa. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno, e le tenebre notte. E fu sera, e fu mattina. Dio disse: pensa al silenzio assoluto. Ecco, nel mezzo di questa assenza arriva una presenza, una parola. Pensate al nostro mondo di media, quando siamo in assenza di comunicazione e arriva la notifica. L'autore biblico parla di informità della terra, del deserto, delle tenebre. Qualcuno di noi potrebbe immaginarlo come un tuono che scuote, qualcun altro potrebbe pensare alla voce suave di un innamorato che sussurra alla sua amata. Altri ancora potrebbero evocare la voce di un padre amoroso che chiacchiera con il proprio figlio. Ma quando leggiamo ci rimanda ad un legame, la parola e la creazione. Dio tramite la sua parola mette ordine, crea una relazione, innanzitutto con quella sorta di materia non ancora definita, e poi con il cosmo, la natura, la flora e la fauna, e poi ancora con Adam, l'uomo, ed Eva, la donna. Pensa come noi siamo amplificatori di parole creatrici. Quante volte ti accade di trovarti a chiacchierare con un amico o con un'amica che magari sente il bisogno di un consiglio e tu in quel momento diventi parola consolatrice, o parola illuminante, o parola silenziosa.
Certo, anche il tuo silenzio diviene importante in quel momento. Quante volte accade anche a noi di trovarci interiormente informi, deserti, spenti proprio come quel mondo. Ma in un dato momento, quando meno lo pensiamo, ecco una parola, ecco la comunicazione che arriva e ti scuote. Hai presente mentre dormi con la bottiglietta sul comodino ed un tratto scoppietta facendoti rischiare un attacco cardiaco? Ecco, proprio questo. Oggi il nostro quotidiano è fatto di comunicazione. La parola comunicare significa mettere in comune. Nella comunicazione io divento dono, tu diventi dono, ognuno di voi diventa dono. Scambio e nello scambiare cambio. Una caratteristica contraddistingue la vera comunicazione, una sorta di fiducia incondizionata. Io mi metto in gioco, mi faccio prossimo all'altro. Guarda, non voglio parlarti solo di comunicazione verbale, pensa a quella non verbale. Uno sguardo, una stretta di mano, una carezza, un sorriso, una pacca sulla spalla. Tu che sei abituato e tu che sei abituata a portare zaini pesanti, quante volte ti sarà capitato di capire senza bisogno di parole il tuo compagno di viaggio? E poi pensa a tutte le volte che ti sei trovato, ti sei trovata, vi siete trovati davanti ad un falò. Servivano forse tante parole? Oggi viviamo in un'epoca dove la parola comunicazione è storchiata, te ne sarai reso conto. Si comunica in modo talmente incessante che si corre il rischio di viverla senza contatto. Il contatto io lo scrivo sempre con lineetta tatto, mi trovo tante sottolineature rosse, però quando io sono nella relazione con l'altro sono con, cioè insieme, e con il tatto dovuto, perché quella persona è sacra. Dunque, come dice una mia collega di psicologia lì all'università, quando io entro in contatto con qualcuno devo entrare in punta di piedi, perché la sua vita è sacralità. La rete e le comunicazioni digitali sono mondi da abitare, ma da abitare con responsabilità. Che bella parola responsabilità. Quando ne sentiamo parlare sembra sia un peso. Un genitore deve essere responsabile, un educatore deve essere responsabile, un docente deve essere responsabile e così via. Talvolta diviene sinonimo di oppressione e di ostacolo, difficoltà, mentre ci dimentichiamo del suo significato. La parola deriva dal latino rispondere, significa rispondere. Io sono interpellato dall'altro che si aspetta un cenno, una voce, uno sguardo. Come dire, eccoci, siamo io e te, mi fido di te. Case di pane, riunioni di rate, vecchie che parlano delle candele, muscoli d'oro, parole d'allora, canzoni d'amore per bimbi con frati, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randaggi, cammelli renaci, forse fa male, eppure viva, di stare collegato, di vivere gonfiato, di stendermi sopra un burro e di guardare giù la vertigine, paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la terra dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende sul pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno, forse fa male eppure mi va, di stare collegato, di vivere gonfiato, di stendermi sopra il burro
eccitazione, forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà, lupi nel quadro, il tempo è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di dire un fiato, di stendermi sopra il muro e di guardare giù la vertigine non paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Di vivere d'un fiato è la frase della canzone. Quante volte sono collegato con l'altro nella comunica relazione? È una parola che ho coniato appunto per l'occasione. Di sicuro, e riprendo quello che dicevo prima, avrei sentito parlare di Dragon Ball. Hai presente la fusione di Goku con Vegeta? Lo ripeto perché sono appassionato del mondo. Le caratteristiche di un uno si integrano nell'altro e la comunica relazione è proprio questo. Comunicazione è relazione. Di certo avrai uno smartphone, può essere che abiti qualche social, magari ti ritrovi molti amici, ragazzi, giovanissimi, giovani adulti con i quali cammini quotidianamente. Come vivi queste comunica relazioni? Tutte d'un fiato? C'è il tempo per qualche attimo di silenzio? Mi ritrovo ad essere portatore di quell'ordine che abbiamo letto prima in Genesi? La mia parola è anche gesto di cura, di attenzione? Questo avviene anche quando sono su Facebook, quando posto foto su Instagram, quando scambio su WhatsApp. Io sono anche quello che comunico e quello che condivido. Ovviamente queste attenzioni non dovrebbero essere poste solamente da educatori, ma da chiunque. Per far ciò è importante dare l'esempio e continuare con la formazione incessantemente. Come dice Alessandro D'Avenia, forse oggi siamo più impegnati a dare oggetti anziché progetti. Provate a pensare a un percorso all'interno del vostro gruppo sull'importanza di essere donne e uomini di buona comunica relazione. Non dobbiamo essere spaventati dai pericoli della rete, dobbiamo tenere alta l'attenzione, non dobbiamo chiuderci a riccio, ma aprirci verso il qui ed ora. Se oggi Gesù tornasse avrebbe di sicuro 2-3 social network, San Paolo ne avrebbe 2-3.000. Teniamo fissa una domanda: la mia comunica relazione è stata buona oggi? Qui vi avevo preparato un altro video, un'altra canzone, ma per motivi di tempo non ve la faccio ascoltare, però a casa prendete Essere in te di Max Pezzali, dove vedete che lui scrive e lei risponde e viceversa. Dunque, le parole di lei entrano nel cuore di lui. Essere in te è il bisogno di comunicare che abbiamo oggi, il bisogno di stare accanto, il bisogno di sostare. Sostare è anche stare e saper stare con l'altro. Lui scopre frasi e canzoni che nemmeno sapeva che gli piacessero così. Attraverso le parole, e sono alla fine, attraverso le pause, ecco il contatto, ecco la comunica relazione che affiora, si struttura e si consolida. Proprio con l'augurio di scoprire e riscoprire la parola, quella P grande in tutti i suoi significati, voglio chiudere questa lettera salutandoti, ringraziandoti per l'ascolto, ricordandoti che noi siamo parola creatrice per l'altro e per l'incontro con l'altro, invitandoti a vivere ed abitare anche il mondo della rete, con il tatto e la prossimità, augurandoti di lasciare chi cammina con te
cambiato dopo la condivisione, anche digitale, e con l'auspicio che magari anche lei o lui possa dire, ricordando i discepoli di Emmaus: non mi ardeva forse il cuore nel petto mentre conversavamo lungo il cammino? E dunque questo è anche il mio augurio finale, no? Vi auguro buon viaggio, buona strada, però ovviamente non a modo mio ma a modo di Cremolini. Enrico è disponibile? Sì, Carlo. Ho associato il suo volto a Enrico, lo devo chiamare Enrico, scusa. Carlo comunque è disponibile a rispondere a alcune domande, quindi se qualcuno ha delle domande può farle in un foglio qui, poi Carlo vi risponderà personalmente. Due cose. Allora, ci piaceva ricordare alcuni passaggi che partono da ieri. Ieri si parlava di dare un senso alle cose che facciamo. Oggi anche Carlo, Enrico, anche Carlo l'ha ripetuto: quando stiamo sulla rete, perché ci siamo sulla rete? Non dobbiamo negarlo, ci siamo, ci viviamo e ci dobbiamo stare. Diamo un senso a quello che facciamo. Ecco, su questo messaggio, sulle relazioni che stiamo costruendo anche sulla rete, diamo un senso. In questo modo troviamo anche l'aggancio giusto per educare ad essere.
Su questo poi vi volevamo ricordare, ma già ne siamo stati fruitori, continueremo a farlo durante la giornata, l'hashtag cara Ageshi ti scrivo, un modo per avere dei riscontri a caldo, delle emozioni che avete vissuto in questa giornata e in queste 2 giornate, un feedback proprio a caldo dell'evento, dell'esperienza che avete vissuto. Volevamo chiudere ringraziando Carlo della sua presenza con un piccolo pensiero e dono. Lui l'ha detto prima e condivido, penso che sia stato un incontro leggero da domenica mattina dopo un sabato impegnativo, per alcuni molto movimentato anche durante la notte, quindi pensiamo che sia stata una domenica mattina leggera che ci ha lasciato degli spunti di riflessione e che poi l'importante è riuscire a condividerli poi all'interno della nostra comunità capi, quel luogo dove noi siamo quel singolo che esiste solamente perché c'è questa comunità. Allora, grazie